Qualcosa grave, perché io abito qua, primo piano, suo papà è venuto a suonare in casa mia. Lui ha pensato, il balcone è casa mia. E ha detto no, è secondo piano. È andato là insieme e ha visto qualcosa di strano. Ha visto la bambina, purtroppo era caduta. Sì, è caduto. Sì, è grave anche. Un volo dal quinto piano, un tonfo, poi il silenzio. La piccola, 5 anni, di origini asiatiche, ha scavalcato il parapetto del terrazzo ed è precipitata. Una caduta da circa 9 metri, attutita leggermente dalla tenda da sole del secondo piano, dove la bambina è finita. L'ho trovato sotto così sul terrazzo. Basta. Terribile. I genitori, al momento del gravissimo incidente, erano in casa, ma non si sarebbero resi conto di quanto stava accadendo. Il papà cinese e la mamma cambogiana avrebbero riferito ai carabinieri intervenuti sul posto di non essersi accorti dei movimenti della figlia, in quanto erano seduti a tavola per il pranzo. Sarebbe stato il fratellino di 2 anni che stava giocando con la sorella più grande che avrebbe avvertito la famiglia di quello che era accaduto. I genitori saranno denunciati all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di lesioni colpose. Ho visto prima tutte le ambulanze che erano là. Ha da poco che sono qui? Sì, sì, da poco, ma 1 anno può darsi anche Hanno solo una meno. bambina? No, anche una maschio, 2 anni, 3 anni mi pare. Sul posto l'elicottero del SUM-118 di Treviso che ha trasportato la piccola ed i genitori all'ospedale di Padova dove la bambina è stata ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi. La magistratura dovrà accertare se la coppia avesse messo in atto tutte le misure idonee ad impedire che l'incidente potesse accadere.